Amici di Directa Sport, una cordiale buonasera da Roberto Carta. Siamo in diretta dal Palacus di Cagliari, grazie alle immagini di Enrico Costa, per raccontarvi la 16ª giornata del campionato di Serie 2 femminile di basket in campo. Il CUS Cagliari, padrone di casa, battipaglia, palla 2 già alzata dall'arbitro Antonio Marenna di Goria Minore, con Fulvio Di Pilato di Paderno Dugnano. Avranno il compito di dirigere dal punto di vista arbitrale questa gara. È subito il primo attacco portato da Battipaglia, con il tentativo da parte di Caterina Logo, che però non ha avuto esito sotto canestro. La imita Eugenia Caldaro con una conclusione che non trova neanche il ferro. Allora, secondo possesso offensivo della partita per Battipaglia, con Sara Ashley Secca che cerca la penetrazione. Trova una linea di penetrazione centrale, si guadagna il fallo e 2 tiri liberi. Squadre che arrivano a questa sfida da un weekend di basket non giocato. Entrambe le gare, infatti, dello scorso turno per CUS Cagliari Battipaglia sono state rinviate, mentre Secca fa 0 su 2 liberi. Entrambi molto corti, trovano soltanto il primo ferro, punteggio che resta sullo 0-0. Cecili, passaggio deviato che arriva comunque nelle mani di Pugioni, poi Ljubenovic, Prosperi. Allora, adesso nuovamente per Caldaro, perché abbiamo praticamente elencate tutte le giocatrici del quintetto del CUS Cagliari. Qui tiro buttandosene indietro di Prosperi, che trova il ferro solo grazie alla tabella, non sicuramente il canestro per il momento. Allora, punteggio che resta bloccato. Per sbloccarlo ci vuole la tripla, in cui si sblocca il punteggio messa a segno dal capitano di Battipaglia, ovvero Raffaella Potolicchio. Qui arriva invece il fischio dall'altra parte del campo per il CUS Cagliari. Tiri liberi stavolta sono per Arianna Pugioni. Con difficoltà entra il primo libero. Più pulito il secondo, con cui il CUS va sul -1. Quel primo minuto e mezzo. Qui porta il pallone Secca, finisce in un raddoppio. Arriva il fischio con il possesso alternato che va a premiare il CUS su questo possesso. Quest'ottima lettura difensiva in fase di pressione. Caldaro, Pugioni, uscita dei blocchi provata da Ljubenovic, che prova a prendere posizione spalle a canestro, poi Cecili. Ljubenovic pensa al tiro da 3, cerca invece la penetrazione, arriva il fischio. Saranno ancora 2 tiri liberi, stavolta per Ana Ljubenovic. Dentro il primo tentativo dalla lunetta per la numero 23 delle universitarie. Pulito il secondo, con 4 tiri liberi il CUS fa 4 punti e mette la testa avanti per la prima volta nella partita. Qui buona riuscita al pressing per Battipaglia, ancora Secca che mette palla per terra, poi iniziativa con un bel palleggio, arresto e tiro da parte di Raffaella Potolicchio. Non a caso miglior giocatrice dal punto di vista dei punti realizzati per Battipaglia. Qui brutta palla persa del CUS, che regala 2 punti fin troppo facili alla formazione ospite, con il sottomano della greca Marilena Gherosteriogu. Adesso prova proprio la numero 6 a dare pressione a Caldaro. Qui Cecili, bella riapertura per Ljubenovic, che non ha però spazio per andare da 3. Pugioni cerca di prendere la linea di fondo,
Bella l'idea per il passaggio per Prosperi, non troppo precisa. Arriva però l'infrazione di passi da parte di Jessica Milani nel contropiede solitario di Battipaglia dopo un'altra brutta palla persa in casa Cus, con l'arbitro che va proprio a dare spiegazione alla coach di Battipaglia, ovvero Federica Di Pace, su questa chiamata. Longo, Seca, Ghero Stereogo, Pontolicchio e Jessica Milani, il quintetto iniziale, starting five per Battipaglia, che qui deve difendersi sulla tripla di Puggioni. Solo rete, ancora parità al Palacus, stavolta sul 7 pari. Confermare un inizio partita senz'altro equilibrato. Adesso proprio Milani, arriva il fischio che va ancora contro Battipaglia. Questo tentativo di uscita dei blocchi, forse un blocco irregolare, non abbiamo ben capito la chiamata stavolta dei due arbitri, in ogni caso è il terzo fallo commesso già in questo avvio di quarto. Formazione di coach Di Pace, uno solo invece quello commesso dalla Cus. Dentro adesso anche Alice Montiani, posto di Caterina Logo, se non abbiamo visto male, è stato segnalato per la numero 0 già il secondo fallo. Allora, per evitare di perderla fin da subito, è stata richiamata in panchina. Qui Milani sfrutta il blocco per uscire dalla pressione, poi palla deviata che arriva per il tiro con spazio da 3 punti da parte di Montiani. Sbaglia la conclusione la numero 10, Puggioni porta il pallone dall'altra parte, poi Cecili, Ljubenovic prova a disturbarla, Grega Gesteriogu, ancora Ljubenovic che cerca qui in terzo tempo il sottomano, solo ferro per la numero 23. Avrebbe forse voluto anche un fischio come in occasione precedente. Fischio che non arriva, però non ci sono altri tiri liberi in favore del Cus, che si deve risistemare in difesa. Qui rischia l'infrazione di passi. Il rischio si conferma in chiamata arbitrale con Raffaella Pontolicchio in questo tentativo di penetrazione. È riuscita a mantenere il piede perno, mirandolo di cambi anche in casa Cus. È entrata con la maglia numero 22 Delia Gagliano e con la maglia numero 11 Sara Saias. Qui il pallone per Puggioni, dentro per Gagliano, c'è Prosperi che ha spazio in angolo, il pallone però le arriva in modo sporco, non può sfruttare lo spazio che si era creata, cerca di prendersi un altro tiro complicato. Dall'altra parte qualche problema nel palleggio per Martina Scarpato, è entrata anche la numero 21, qui Pontolicchio prova a sfruttare il blocco, poi palla ricevuta in punta da Montiani, il tiro da 3 preso da Seca, sbagliato poi sul rimbalzo. Il Cus in qualche modo riesce a riconquistare il pallone, Ljubenovic ha spazio per il tiro da 3 punti, ci pensa un attimo di troppo, allora mette palla per terra. Gagliano prova a prendere posizione in aria, Ljubenovic porta il blocco per Puggioni, cambia accettato la difesa, grande passaggio, poi Gagliano, buona circolazione di palla, il Cus però deve prendersi il tiro, alla fine se lo prende, lo scadere dei 24 Anna Ljubenovic da sotto non riesce a trovare il canestro che avrebbe ridato il vantaggio al Cus, punteggio che si è nuovamente bloccato sul 7-7, serie di attacchi che non hanno portato a punti per il momento, sia per il Cus che per il Battipaglia. Ljubenovic, blocco provato a portare da Gagliano, Ljubenovic prova intenzionata ad andare a destra, ma invece a sinistra, spende un altro fallo la difesa, il quarto in questo primo quarto, 4 minuti e 5 secondi alla prima interruzione.
Ci fermiamo anche noi, visto che è stato chiamato un time out.
15-9 il punteggio dopo il primo quarto tra Cus Cagliari e Battipaglia. Si riparte adesso con il secondo quarto tra queste due formazioni che sono molto vicine in classifica. Si può a tutti gli effetti considerare uno scontro diretto. Qui il pallone di Pottolicchio a cercare la numero 15 di Omadome, fermata in modo falloso. Tanti tiri liberi per il Cus Cagliari nel primo quarto, solo 2 per quanto riguarda Battipaglia, entrambi sbagliati da Secca. Qui invece non sbaglia Diomadione, fa 2 su 2, 15-11. Azione alta di Battipaglia, palla in mano a Saias, la formazione ospite che retrocede su questo possesso. Prosperi, Caldaro prova a giocarsela, poi Saias, sfruttare il blocco di Caldaro, raddoppiata Saias, Caldaro completamente sola, vista con un attimo di ritardo da Saias, vista con un attimo di ritardo però anche dalla difesa di Battipaglia, che è costretta a spendere il fallo. Ancora tiri liberi per il Cus. Qui ancora Battipaglia dopo i 2 tiri liberi. Segnati da Caldaro. Un altro fallo per il Cus. Rimessa in favore della squadra ospite. No, però dell'intervento dello Spazzolone, prima di poter riprendere il gioco, ci pensa Ana Ljubenovic. De Feo cerca il pallone, spalle a canestro per Secca, poi la penetrazione di Milani, palla che non trova il ferro, forse c'è stata anche una deviazione che ha stoppato il tentativo della numero 50. Saias, Ljubenovic, ancora Saias, c'è Striulli completamente sola sul lato debole, vista adesso da Caldaro che poi taglia dall'altra parte, arriva il blocco per favorire Striulli che si prende un tiro complicato ancora sul primo ferro. Altro errore del capitano del Cus al tiro. Milani, il pallone per Dione, poi ancora serie di palleggi per De Feo, cercata qui il tentativo nuovamente di Dione che spedisce il passaggio direttamente tra le mani di Striulli, qui fermata ancora fallosamente alla difesa di Battipaglia. È pronta a tornare in campo Giulia Cecili con la maglia numero 12, dentro nuovamente anche Marilena Gherosterogu. Caldaro, Striulli propone, Ljubenovic riesce a sfuggire al tentativo di anticipo da parte di Secca, poi si ritrova triplicata, cerca di trovare una delle compagnie libere, deviazione consente al Cus di restare in zona d'attacco. Questa rimessa, 8 secondi per andare al tiro.
Ljubenovic prova lei ad uscire dai blocchi, mette palla per terra, deve forzare una conclusione il Cus, ci prova Cecili con questo tiro. Fermata fallosamente Giulia Cecili, spinta al momento della conclusione da Federica Chiovato. E allora altri liberi. Fuori Strulli tra gli applausi del Palacus, dentro Puggioni, Giulia Cecili alla lunetta, corto il primo tentativo. Fuori anche il secondo con il ferro che sputa letteralmente la conclusione di Giulia Cecili. Lui dalla lunetta, dalle giocatrici che forse aspettava di meno il Cus, questo fondamentale qui riesce a sfuggire anche al tentativo di rubata Federica Chiovato, che però poi manda il pallone direttamente fuori con questo passaggio. Cercare una delle compagne sul perimetro. Cecili, fronte canestro, può mettere palla per terra, andare poi dall'altra parte. Prosperi, uscita dai blocchi dei Puggioni, passaggio consegnato per la numero 1. Puggioni va dall'altra parte rispetto al blocco di Caldaro, poi Cecili prova a giocarsi l'1 contro 1 che diventa un 1 contro 2 allo scadere dei 24. Cecili non riesce a trovare il canestro, allora punteggio che resta ancora bloccato qui. Deviazione di Cecili, Prosperi con una magia riesce a tenere in campo il pallone e finalizzare il recupero. Transizione con Puggioni da 2 punti, il tiro dall'angolo, aveva i piedi sulla linea, pallone sul ferro, extra possesso però per il Cus con il rimbalzo offensivo di Ljubenovic che adesso porta il blocco per Cecili, poi Caldaro finta tra 2, Genia Caldaro guadagna ancora tiri liberi a 4 secondi alla fine dei 24. Fuori Gesteriogu, dentro Caterina Logo. Che si ferma ancora al Palacus, intervento dello spazzolone prima dei 2 tiri liberi. Caldaro sbaglia ancora il primo libero, non sbaglia il secondo. 18-11, si schioda da quota 17 il Cus che torna a portare una pressione altissima sulla rimessa. Battipaglia stavolta in qualche modo ne esce, non può sfruttare però la superiorità numerica, allora prova ad attaccare la difesa, schierato quasi, fermata però Raffaella Pottolicchio, aveva saltato molto bene sua avversaria. Dentro nuovamente Strulli per Puggioni. 6 minuti e 35 alla fine del secondo quarto, all'intervallo lungo, lasciata completamente sola da 3 punti Caterina Logo, battezzata quasi, poi Cecili in transizione qui per Ljubenovic, altro fallo di Caterina Logo. La segnalazione dei falli commessi, già il terzo per la numero 0 classe 2003, una delle tante giovani interessanti
per quanto riguarda Battipaglia, mentre Ljubenovic non sbaglia il primo libero, non sbaglia neanche il secondo, arriva a quota 20 il Kus, fuori logo da 3 falli sul groppone per lei. Dentro Alice Muntiani con la 10, stavolta riesce l'uscita dal pressing quasi solitaria per Potolicchio, che poi va a cercare Dione, spende un fallo il Kus, il terzo di questo quarto. Breve colloquio per Battipaglia per decidere questa rimessa. 18 secondi per andare al tiro, bisogna però trovare una compagna libera per ricevere. Milani, poi altro tentativo sotto canestro, ancora Potolicchio, sempre lei o quasi a portare punti in casa Battipaglia, sotto di 7. Adesso Ljubenovic, poi il tentativo di Cecili sotto canestro sbagliato. Milani, d'altra parte il tiro da 3 punti non porta però frutti. Qui adesso Kus con una giocatrice in meno che si era fermata Ljubenovic per legarsi una scarpa, adesso torna a prendere posizione al numero 23, Strulli, Cecili, c'è Prosperi che era liberissima da marcatura, qui però la mano non fa prendere in modo corretto il pallone e scivola letteralmente dalle mani. Palla persa per il Kus a metà secondo quarto. Non si alza stavolta la pressione della squadra di coach Sciascia, anche se Strulli qui cerca la rubata su Potolicchio, una delle giocatrici più esperte in casa Battipaglia. Qui il passaggio consegnato ancora per il capitano, poi Milani cerca linea di penetrazione, alza la parabola con un sottomano, però trova solo il ferro. Ljubenovic, Strulli, Zayas dall'altro lato, letta benissimo da Seca, contropiede solitario della numero 5 che riporta sul -5 Battipaglia. Arriva anche il time out chiamato dal Kus, ci fermiamo anche noi. È arrivata la strigliata di coach Sciascia in questo timeout, evidentemente non contento di alcune situazioni di gioco viste al Palacus nel corso di questa gara, che ricordiamo vale per il 16° turno del girone sud di Serie A2, in cui il Kus Cagliari, che qui perde un altro pallone, rischia di riperderlo anche Battipaglia sulla transizione. Potolicchio, qui il tiro corto sul primo ferro, si lotta a rimbalzo, ultimo tocco di Isaias, rimessa ancora per Battipaglia. Diciamo Kus non è in classifica con 12 punti in 14 partite, 6 vittorie e 8 sconfitte il record. La squadra di coach Sciascia, che ha giocato l'ultima partita sul campo del Thunder Matelica, tendeva di giocare anche contro Savona scorso weekend, positività però le avversarie hanno costretto la gara al rinvio.
Qui il tiro preso da Battipaglia, secca a rimbalzo, non riesce a tenerla, può andare in transizione il Cus. Strulli dall'altra parte non riesce ad approfittare della posizione non proprio corretta, qui grande rimbalzamento, poi Strulli per Ljubenovic, torna a segnare il Cus con Ana Ljubenovic, ritorna il +7. Qui potenziale gioco da 3 punti invece per Diomadione, che segna e subisce il fallo. Entro Gagliano adesso per Caldaro prima del tiro libero supplementare. Di Diomadione. Sbaglia il libero, volta la numero 15, aveva segnato 2 per i primi 2 punti del secondo quarto in casa Battipaglia. Prosperi, bella circolazione di palla sul perimetro, poi Gagliano riceve sulla linea di fondo, esce fuori dalla linea dei 3 punti, ancora Prosperi, Saias, 3 secondi per tirare, 2 secondi, Prosperi deve forzare la conclusione, buon rimbalzo controllato da Seca, poi transizione con Prosperi che devia il pallone fuori, indirizzato per Alice Montiani. In caso di ricezione lì avrebbe segnato 2 punti facili. Palla fuori per Seca, 16 secondi per tirare per Battipaglia, qui alza la parabola, trova solo il tabellone Martina Scarpato. Ultima a toccare poi al rimbalzo una giocatrice di Battipaglia. Cecili per Saias. Il cambio chiamato dalla panchina del Cus. Strulli riceve Gagliano. Ljubenovic. Palla per Gagliano. Grande assist di Ana Ljubenovic che Gagliano non tramuta in 2 punti. Poi bella circolazione di palla per liberare nell'angolo opposto Erika Strulli da 3, però sbaglia ancora il capitano. Poi Ana Ljubenovic lotta al rimbalzo, altra palla contesa, possesso alternato che premia ancora il Cus così come era stato nel primo quarto. Gagliano riceve questa rimessa di Prosperi, poi palla che torna alla numero 17, ribaltamento di lato, bella palla per Ljubenovic in angolo da 3 punti, sbaglia ancora il Cus, un tiro ben costruito. Potolicchio sfida tra capitani con Strulli. Poi altro tiro abbastanza regalato da 3 punti a Alice Montiani, che però continua a sbagliare, dando ragione alle scelte della difesa universitaria. Cecili qui cerca la penetrazione centrale, poi lo scarico fuori, finisce per essere una palla persa. Arresto al centro dell'area per Scarpato, che poi la rigioca fuori per Potolicco, finta di chiamare il blocco, palleggia, arresto e tiro ben fatto. Ancora Ferro, punteggio che si conferma basso così come era stata l'andata. L'andata fu veramente basso, 37-34 per Battipaglia. Qui Gagliano riesce solo a toccare, non a controllare il passaggio deviato di Erika Strulli. Azione del Cus, però non viene portata a sé a ricevere Raffaella Potolicchio. Poi il pallone per Dione. Ribaltamento adesso per De Feo,
che cerca l'arresto in aria, al rimbalzo del tabellone e suo. Potolicchio, 4 secondi per tirare, grande movimento con la tabella, trova l'angolo giusto per il -3 Battipaglia. Partita aperta, partita equilibrata al Palacus nonostante il massimo vantaggio che ha toccato anche le 7 lunghezze. Qui Gagliano da 3 punti, non il suo tiro corto. Potolicchio dall'altra parte tutta sola in contropiede, non può sbagliare questo semplice appoggio. -1 Battipaglia con il parziale di 6-0. La squadra di coach Di Pace. Strulli, il blocco di Ljubenovic, Niola, c'è Cecili da 3 punti, non trova il ferro. Lo scadere del secondo quarto finisce il primo tempo di CUS Cagliari a Foragivo. Battipaglia con il punteggio di 22-21. Adesso ci prendiamo una piccola pausa, poi torniamo in diretta con il secondo tempo della partita. IT è una realtà tra le più versatili del panorama nazionale dell'ingegneria delle telecomunicazioni. L'azienda, sorta a Cagliari nel 2002, vanta uno staff tecnico di prim'ordine per la realizzazione diretta della rete di telecomunicazioni e di ogni tipo di progetto integrato multisettoriale. IT offre ogni tipo di soluzione e servizio nel campo del project management, realizzazione e collaudo, assistenza e manutenzione. IT, esperienza trentennale al servizio della nostra vita digitale. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Amici di Directa Sport, siamo tornati in diretta dal Palacus di Cagliari dopo i 15 minuti di intervallo dopo la fine del secondo quarto, che ha visto il CUS avanti 22-21 più 7, il massimo vantaggio delle universitarie di coach Sciascia. Qui però Battipaglia ha saputo rispondere. Adesso con il primo possesso del terzo quarto, formazione di coach Di Pace rimette addirittura la testa avanti. Puggioni prova a ridare il vantaggio invece al CUS, tripla però solo sul ferro per la tiratrice numero 1. D'altra parte ancora Battipaglia che ha provato a riniziare forte, anche con qualche cambio rispetto al quintetto iniziale scelto da coach Di Pace. E qui 2 possessi, 4 punti
con Raffaella Pottolicchio a segnare il 25-22. Puggioni, Caldaro, palla per terra la numero 8, poi costretta a fermare il palleggio. Puggioni, Prosperi, il tiro da 3 pesante per pareggiare la partita. Mette dentro Giulia Prosperi, 25-25, grande equilibrio. Tefeo, uscita dai blocchi, Pottolicchio da 3, solo tabella, poi si prende il rimbalzo. Fa tutto la numero 9 che chiede anche scusa, 27-25. Tanti errori che avevano caratterizzato i primi due quarti in zona tiro sembrano non esserci invece per il terzo quarto, almeno per quanto riguarda Battipaglia. Cecili sbaglia una tripla aperta, Ljubenovic cerca dall'angolo la penetrazione, poi un passaggio schiacciato per terra che trova il piede di Diomadione. Cus può restare in zona offensiva. Cambi rispetto al quintetto iniziale, Casa Battipaglia, dovuti anche ai problemi di falli, tanti falli commessi dalle giocatrici di coach Federica Di Pace, tanti anche i tiri liberi concessi al Cus. Può restare in avanti con un'altra rimessa offensiva. Prosperi, Ljubenovic, 13 secondi scusate per tirare. Puggioni riceve al centro del pitturato, poi Caldaro. Prosperi qui scippa il pallone, 5 secondi per tirare, mette i piedi a posto per il tiro da 3, ha tutto il tempo per sistemarsi, prendere la mira e sparare la seconda tripla del terzo quarto, parziale di 6-0 di Prosperi. Prima per pareggiare la partita, poi per ridare il vantaggio di 1 al Cus. Qui però il fallo su Sara Ashley Secca, concedere i tiri liberi al Battipaglia. Pronta a rientrare Erika Strulli dopo 1 minuto e mezzo del terzo quarto. E il terzo match per Strulli è andata a referto ovviamente a più partite, ma effettivamente disputate per Erika Strulli. Questa è solamente la terza. Era rotta il legamento del ginocchio nel playout contro Bolzano. Alla fine era arrivata la vittoria nel playout contro Livorno. Nel successivo turno qui il Cus si è guadagnato la salvezza. Dice magari a qualcosa di più quest'anno la squadra di coach Sciascia. Qui Ljubenovic al centro dell'area, circondata da 3 giocatrici in maglia blu. Altro possesso alternato che, come i possessi alternati del primo e del secondo quarto, va ancora a premiare il Cus, che può restare lì con un'altra rimessa. Stavolta se ne incarica Strulli. Prosperi riceve, vediamo se ci riprova. La mattonella del tiro da 3 punti ormai è quella per lei, ce l'ha anche Cecili. Strulli non pensa lei al tiro. Puggioni trovate in angolo, può tirare lo scadere dei 24, solo rete con la sirena che era già andata con la palla in aria. 31-28, segna solo da 3 punti il Cus nel terzo quarto. Dopo le 2 triple di Prosperi arriva anche quella della specialista Puggioni. Qui concede la linea di penetrazione pensando in un aiuto Strulli. Non c'è invece nessuno a proteggere il ferro. Allora 2 punti abbastanza regalati a Battipaglia. Ljubenovic raddoppiata, non si accorge del raddoppio con De Feo che prova a strappare il pallone. Alla fine l'ultima a toccare è la numero 16. Qui da risistemare la retina, ci pensa la lunga Diomadione. Poi Cecili, Puggioni prova a sfruttare il blocco di Ljubenovic. C'è palla Prosperi che spara ancora da 3 punti, stavolta trova solo la tabella, la numero 17. È andata fu la miglior realizzatrice del Cus con 12 punti segnati.
Altra particolarità che gioco tutti i 40 minuti, non bastarono però per vincere a Battipaglia. Partita dal punteggio bassissimo, l'abbiamo già ricordato nel corso del secondo quarto, finì 37-34. Qui con ogni probabilità si supererà tale quota, visto che 5:50 da giocare nel terzo quarto. Il punteggio è già sul 31-32. Puggioni, linea di fondo per Prosperi che la rispara fuori per Strulli, palla in angolo per Cecili, linea di penetrazione, buona circolazione di palla, stoppata però Puggioni allo scadere dei 24, recupera anche il pallone Secca, poi il tiro sotto mano provato da Raffaella Potolicchio. Alla fine salva in qualche modo il Cus, tanti extra pass, prova sempre a costruire il tiro migliore. Qui però è arrivato un altro tiro allo scadere dei 24 con Puggioni che si è ritrovata a essere stoppata. Arriva l'ok per poter ripartire. Cecili, punto da recuperare per il Cus. Puggioni ancora Cecili, Strulli. Prosperi mette palla per terra, rischia di finire in un raddoppio. Poi Ljubenovic raddoppiata nel pitturato, sbaglia il tiro in contropiede, un 3 contro 3 che può provare a sfruttare Battipaglia. Qui il pallone per Secca, un rimbalzo per prendersi il canestro e il fallo. Altro potenziale gioco da 3 punti per Sara Ashley Secca. Battipaglia sembra aver risolto i problemi offensivi. Qui non sbaglia il tiro libero supplementare Sara Ashley Secca, che aveva un po' litigato con il ferro dalla lunetta nel corso dei primi 2 quarti. Cecili, Strulli, Puggioni pensa al tiro, non c'è molto spazio, poi Strulli, Ljubenovic, palla fuori per Cecili, serie di passaggi, il Cus perde un altro pallone, poi cerca di riconquistarlo con una pressione subito forte. Battipaglia riesce a superare la metà campo. Secca, palla in angolo per Scarpato, poi ancora Scarpato sotto mano, ferro, tabellone, ferro e canestro per il 37-31. Adesso il massimo vantaggio di 6 punti è per Battipaglia, pronta a far rientrare Caterina Logo. 3 falli per lei nel corso dei primi 2 quarti, stretta la tanta panchina. Qui la classe di Erika Strulli per ritrovare punti in casa Cus. Il primo canestro da 2 punti segnato nel terzo quarto dalla squadra di coach Sciascia dopo le triple di Prosperi e Puggioni. Scarpato alza la parabola che supera il ferro, palla dall'altra parte per il rimbalzo facile controllato dal Cus. Strulli, Ljubenovic, Puggioni può andare da 3 punti, sparare ancora. Una posizione importante Arianna Puggioni, stavolta il ferro non accoglie la sua tripla. Scarpato vicino alla linea laterale, rischia di perdere il pallone litigando col palleggio. Bella la finta di Potolicchio che si prende il fallo sul tiro. Saranno 2 i tiri liberi per la numero 9, per il capitano solo rete per il primo libero di Potolicchio. Così come il secondo, allora tornano ad essere 6. I punti di vantaggio di Battipaglia, che è andata sotto di 7 nel corso del secondo quarto. Strulli, Puggioni, Cagliano, ancora Strulli,
E palla per Gagliano che ha preso il posto di Ljubenovic anche al centro dell'area. Qui porta un buon blocco per Striulli, poi Niola. Prosperi aspetta il pallone in angolo, palla che però non arriva perché l'ha recuperata nuovamente Battipaglia. Tanti recuperi al centro dell'area del pitturato. Qui Logo finta di andare, poi porta anche un blocco, palla in angolo per Muntiani. Quarto fallo commesso dal Cus nel terzo quarto. A 0 invece Battipaglia, che dopo i tanti falli commessi soprattutto nel primo quarto hanno creato problemi varie giocatrici. Muntiani qui, bella la finta per liberarsi questo tiro da 2, poi il rimbalzo controllato da Dione. Alla fine il Cus riesce a ritrovare il possesso sull'errore delle avversarie. Dentro Caldaro al posto di Prosperi. Oggi il minutaggio decisamente più basso rispetto alla gara d'andata. Se resta comunque una delle giocatrici più importanti del Cus. Le 2 triple di questo terzo quarto l'hanno confermato. Gagliano, Caldaro, Puggioni si manda quasi il pallone sul piede, poi finge il tiro. Grande assist per Caldaro che segna e subisce il fallo. Anche per lei in arrivo un potenziale gioco da 3 punti con il tiro libero supplementare. Qui Caldaro sbaglia il tiro libero supplementare, litiga con il ferro. La conclusione dalla lunetta della numero 8, poi Milani pensa quasi alla penetrazione solitaria. Alla fine serie di palleggi, scarico per un tiro da 3 punti, poi perde il pallone il Cus dopo il rimbalzo. Allora altra occasione per Scarpato che sbanda. Pallone allora lo recupera il Cus. 1 minuto e 40 da giocare. Striulli palleggia in mezzo alle gambe. Gagliano, il fallo è di Martina Scarpato. Arriva il time out chiesto da coach Di Pace con 1 minuto e 40 da giocare. 35-39 il punteggio. Il Cus Cagliari che dopo sarà stata a lungo avanti la squadra di coach Sciascia nel corso della partita, comunque del primo tempo, in particolare nel secondo quarto dove si è registrato il massimo vantaggio di +7. Adesso si ritrova sotto una Battipaglia che sembra aver preso le giuste contromisure alla difesa universitaria. Time out chiamato da coach Di Pace, ne approfitta comunque anche coach Sciascia per dare indicazioni alle proprie giocatrici in un momento comunque di difficoltà nella partita. Già pronte le giocatrici di coach Sciascia, ancora indicazioni invece per Di Pace. Niola, Striulli, ancora Niola, vuole ricezione per Gagliano, Striulli, Gagliano, ancora Striulli, 4 secondi per tirare, Striulli trova anche il canestro che viene considerato valido. 37-39 con questo tiro andando all'indietro
prende anche il tiro libero supplementare. Ricastrulli ne aveva sbagliato 2 nel primo tempo, non sbaglia questo del 38-39, quello del -1 messa per Battipaglia, anche se non c'è nessuna giocatrice Logo porta il blocco, poi ancora il tentativo di Secca, torna a dare un possesso pieno di vantaggio a Battipaglia, avanti di 3 adesso. Strulli, centro dell'area, assist per Caldaro, la lascia lì per Gagliano che non trova i 2 punti, poi Niola a litigare con Logo per la conquista del pallone, possesso alternato che adesso va a Battipaglia. 51 secondi alla fine del terzo quarto, 38-41 il punteggio in favore di Battipaglia, parziale decisamente più alto rispetto ai primi 2 quarti. 21 punti aveva segnato Battipaglia nei primi 20 minuti, terzo quarto è già arrivato a quota 41, qui cerca di arrivare fino in fondo. Cus non può ripartire immediatamente perché è suonata la sirena dei 24 prima del rimbalzo, palla che non ha toccato il ferro, però 26 secondi, penultimo possesso del terzo quarto, vediamo se il Cus proverà ad andare fino in fondo. Solita circolazione però della squadra di coach Sciascia, 13 secondi, 2 secondi di discrepanza tra i 2 cronometri, 7 secondi per tirare, 6 secondi, forzerà Strulli, no, Puggioni, forza lei da 3 punti, non trova neanche il ferro, poi suona la sirena sul rimbalzo che aveva conquistato il Cus, finisce 38-41 il terzo quarto. Fermiamo anche noi il tempo di rifiatare, poi la diretta del quarto quarto di Cus Cagliari Battipaglia. Nuovamente in diretta, amici di Directa Sport, quarto quarto di Cus Cagliari Battipaglia, 16ª giornata del girone sud di Serie A2 femminile, combattutissima finora la sfida, con tanto equilibrio. Confermare anche la classifica di queste 2 squadre, il Cus è nono con 12 punti in 14 partite, Battipaglia invece è 11° con 10 punti in 14 partite, dunque soltanto 2 punti di differenza, una vittoria di differenza tra queste 2 squadre in classifica. Prova a partire forte il Cus che deve recuperare 3 punti. Striulli con un tiro ben costruito, comunque uno dei tiri alla Striulli, non trova il ferro, qui perde invece il pallone il capitano del Cus Cagliari, prova ad alimentare il contropiede, la transizione Potolicchio, poi Milani, deviazione alla fuori, rimessa per Battipaglia. Milani che va a cercare proprio Potolicchio sotto canestro, Puggioni una gran difesa, adesso fronte canestro Potolicchio, prova a far giocare questo post basso a Gester Gogus, toppata, palla fuori, rimessa a Cus, ha difeso benissimo su questo possesso avversario. Strulli, chiamare movimento offensivo, Puggioni, Gagliano persa sulla linea di fondo, non riesce a ributtare il pallone fuori, deviazione che consente al Cus di restare lì, rimessa affidata a Rachele Niola, il pallone fuori, Gagliano, Strulli, Puggioni, ancora Strulli, il blocco di Caldaro, palla fuori per Puggioni, spazio per il tiro da 3 punti
altro errore, poi Niola al rimbalzo, Caldaro stoppata ma fallosamente da Secca. Secondo fallo per la numero 5, 2 tiri liberi in arrivo per Eugenia Caldaro. Utilizza molto bene il primo. Dentro anche il secondo, 40-41, pressione alta del Cus che vuole riconquistare subito il pallone, lo gestisce però bene anche Milani che deve superare la linea di metà campo. Ci riesce Strulli e Niola a raddoppiare la numero 50, Secca, ultima a toccare, finisce anche sui cartelloni pubblicitari col rischio di farsi male. Fortunatamente si rialza senza problemi Sarah Ashley Secca. L'ultima a toccare è stata una giocatrice del Cus. Sarà proprio Secca ad effettuare la rimessa. 8:27 da giocare nel quarto quarto. Prima però delucidazione al tavolo per capire cosa esattamente sia successo. Un fallo fischiato contro il Cus. Fallo fischiato contro Eugenia Caldaro, il quarto della sua partita. Allora coach Sciascia la richiama in panchina. Dentro nuovamente Anna Ljubenovic. Può tornare a giocare. Logo Potolicchio, palla per Secca che taglia molto bene sotto canestro. Torna ad essere 3 di 3 punti il vantaggio di Battipaglia. Gagliano, Strulli, qui si prende il fallo di Potolicchio. Arrivano i cambi, fuori Secca, fuori anche Niola, dentro Prosperi. Strulli, Prosperi, Strulli ancora. Ljubenovic prova a ricevere in punta, Strulli, 2 giocatrici davanti a sé, ancora Ljubenovic, palla di Puggioni, ha dovuto cercare il tiro della disperazione allo scadere dei 24, trova solo il tabellone, riparte Battipaglia. Milani riesce ad evitare il tentativo di rubata da parte di Strulli, resta ancora attaccata la numero 50 Strulli, poi forzato questo cambio difensivo, errore di Milani, rimbalzo controllato dal Cus. Strulli, Ljubenovic prova la penetrazione, poi scarico per Puggioni in angolo, tiro da 3 punti, ben contestato la difesa di Battipaglia. Prosperi qui, grande rubata, palla per Puggioni che non forza l'azione. Possesso importante per il Cus. Prosperi riesce ad evitare l'anticipo di Logo. Puggioni dentro da Gagliano, passaggio schiacciato per terra per Ljubenovic. Idea complicata per le 2 lunghe, cambio in questo momento per il Cus. Solita Jessica Milani a gestire il pallone. Strulli stavolta riesce a recuperarlo 1 contro 1 proprio con Milani, che poi va a commettere il fallo su Erika Strulli. Due, tre, 4 volte alla fine Erika Strulli, questo tentativo di rubata sul playmaker avversario, è riuscita a strappare il pallone. Poi contropiede 1 contro 1, si è guadagnata altri 2 tiri liberi. Segna il primo. Segna anche il secondo, torna sul -1 il Cus. Pressione alta con Potolicchio che riceve, poi bello il ribaltamento per Scarpato. Adesso può gestire a difesa schierata con 16 secondi sul cronometro di tiro
Qui palla dentro per Logo, recuperata dalla difesa del Cus. Strulli. Ljubenovic, Prosperi. Dal blocco Ljubenovic che vorrebbe il pallone al centro dell'area. Gagliano in angolo, mette palla per terra, cercata Ljubenovic, ricezione complicata per Ana Ljubenovic, anche l'ultima a toccare. Non funziona l'asse Gagliano-Ljubenovic con la numero 22 che viene adesso richiamata in panchina. Dentro nuovamente Eugenia Caldaro, con 6 minuti e 29 da giocare, non può più commettere falli la numero 8. Palla in angolo per Secca, Caldaro quasi la sfida al tiro dalla lunga distanza, Secca non se lo prende, Scarpato, Secca, ancora Scarpato, il tiro da 3 punti, se lo prende la 21 di Battipaglia, palla che colpisce a malapena il ferro, rimbalzo per il Cus che ha in mano il pallone per tornare avanti. Puggioni, Caldaro, palla per terra ancora Puggioni. Strulli che prova a dare una linea di passaggio arretrando quasi a metà campo, 6 secondi per tirare, Strulli dovrà forzare questa azione, palla per Prosperi allo scadere dei 24, un cross che non trova il ferro. Non gestito nel migliore dei modi questo possesso. Scarpato quasi priva di marcature, supera la linea di metà campo, poi il passaggio consegnato di Dione ancora per Scarpato, il blocco di Logo, buon pick and roll, Strulli capisce però tutto, legge la linea di passaggio, recupera un altro pallone, conduce questo possesso, deve essere eseguito sicuramente in maniera più pulita rispetto a quello precedente in cui il Cus non è riuscito a trovare un buon tiro nell'arco di 24 secondi. Anche qui lungo il possesso del Cus, 3 secondi, 2 secondi, ancora un brutto tiro con il pallone che rimbalza 2 volte sul primo ferro, altro rimbalzo di Battipaglia che resta avanti a 5 minuti dalla fine. Qui Secca spazza via Puggioni, si prende il canestro e anche il fallo. Altra potenziale giocata da 3 punti per Sara Ashley Secca. Sbaglia il tiro libero supplementare e allora resta 1 il possesso di distanza. Pieno ma resta 1. Cecili, Prosperi, ora a mettere palla per terra Prosperi, palla fuori per Cecili, prova a prendersi il tiro del pareggio. Giulia Cecili, tripla pesante, 45-45. Mini supplementare da 4 minuti e mezzo per finire la partita adesso. Colicchio, bella palla schiacciata per Dione che poi prova a prendersi il rimbalzo, alla fine il Cus può gestire nuovamente il possesso del potenziale vantaggio. Qui Scarpato prova a vendicare Milani con una rubata su Strulli. Strulli la gestisce però bene, adesso Prosperi in punta, mette palla per terra, blocco di Caldaro, palla per Cecili, forza ancora da 3 punti, stavolta contestato, complicatissimo il tiro, palla che però arriva sulle mani di Strulli che non si accorge che stava per scadere il cronometro dei 24, altro time out con 3 minuti e 59 secondi da giocare, 45-45, parità completa al Palacus. Ci fermiamo anche noi. Nuovamente in campo le giocatrici del Cus Cagliari, Strulli, Caldaro, Ljubenovic, Cecili e Prosperi, il quintetto scelto probabilmente da coach Sciascia per finire questa partita, salvo nuovi cambi.
c'è Logo con la maglia numero 0, 21 per Martina Scarpato, che riceve con Dione Seca, il capitano ovviamente il Potolicchio. Invece il quintetto in campo per questo finale per Battipaglia. Qui Ljubenovic si autoaccusa del fallo, lo spende per evitare un canestro facile. Il terzo del quarto per il Cus, 3-3 il conto dei falli, questo quarto. Scarpato, sturbata da Striulli, poi il raddoppio di Caldaro che adesso va su Seca, forse il tiro da 3 punti, palla sul ferro, Ljubenovic al rimbalzo, riesce a conquistarlo e dare il possesso al Cus. Striulli per Prosperi, nuovamente Striulli, c'è Cecili sulla tripla della parità, qui Ljubenovic da terra riesce in qualche modo a tenere vivo il possesso, poi il tocco con il piede di Potolicchio, 14 secondi sul cronometro di tiro. Striulli, Prosperi, Striulli ha spazio per il tiro dalla lunga distanza, preferisce prendersene uno da 2, lo sbaglia, poi serie di tocchi dopo il rimbalzo, l'ultima a toccare è Seca. Cus che può restare ancora in avanti alla ricerca del canestro per ritornare avanti. Questa partita combattuta, è stato il massimo vantaggio di 7 punti. Qui Cecili riceve Striulli in angolo, così sfidata al tiro, poi ancora Striulli, palla in angolo per Cecili, da 3 ancora Cecili, che c'è anche il fallo, mano in faccia sul close out per Giulia Cecili, che ha messo dentro la tripla del 48-45 e adesso potrebbe andare anche con il libero supplementare, potenziale gioco da 4 punti se non abbiamo interpretato male il fischio, o se il gioco è stato semplicemente fermato perché Cecili è finita a terra. Si dovrebbe ripartire con una semplice rimessa, allora tutto regolare, contatto fortuito ma non falloso con Giulia Cecili, che però ha messo dentro 2 triple pesantissime, quella del 45-45 che ha ridato la parità al Cus e quella del 48-45 che a 3 minuti e 3 secondi dalla fine del match mette avanti il Cus di 3 lunghezze. Logo per la rimessa, il Cus continua con la pressione alta. Scarpato qui sfrutta il blocco, una serie di blocchi, poi alla fine palla nelle mani di Potolicchio. Logo, uscita dei blocchi per Scarpato, vuole Seca il pallone nel pitturato, spalla canestro, trova 2 punti importanti per il -1. Cecili, 16 secondi, Striulli, Caldaro, ultimi 2 minuti e mezzo, Cecili, Prosperi vogliono concedere il tiro da 3 e poi alla fine Prosperi, ribaltamento per Striulli direttamente tra le mani di Logo, contropiede per il possibile nuovo vantaggio di Battipaglia. Caldaro con una gran cosa, Prosperi con il salvataggio per finalizzare il recupero, Striulli in transizione palleggia arresto e tiro che non porta al nuovo +3, 2 minuti e 8 secondi. Ancora Battipaglia con il pallone del possibile nuovo vantaggio, sotto di 1 la squadra di coach Di Pace. Qui Scarpato, Potolicchio, arriva il blocco duro di Dione, poi a terra proprio la numero 15, viene fischiato però il fallo di sfondamento. Dioma Dione, palla persa per Battipaglia, 1 minuto e 52 da giocare, il Cus resta avanti di una lunghezza. Fermento dello spazzolone adesso permette un po' anche alle giocatrici di rifiatare in attesa del finale di fuoco. Cecili, Striulli,
Prosperi, Striulli, Cecili circola il pallone sul perimetro. Prosperi, Striulli, arriva il blocco di Ljubenovic, pick and roll Cecili da 3, ancora lei non riesce stavolta a portare a casa il bottino pesante, poi arriva il fischio che va contro il Cus, quarto fallo. Scarpato, Ottolicchio, Logo, ancora Scarpato, Seca, fronte canestro, prova ad andare contro Caldaro, palla per Diome che deve farsi perdonare lo sfondamento, torna avanti Battipaglia con il canestro del 48-49, ma c'è sempre un punto di margine e allora ogni possesso può essere quello del nuovo vantaggio per entrambe le squadre. Prosperi, palla fuori per Cecili da 3, ne ha messo 2 pesantissimi, ne mette un terzo a 53 secondi dalla sirena finale che pesa più degli altri 2 messi insieme. 51-49, altro time out chiamato, 53 secondi dalla fine. Giulia Cecili, assoluta protagonista in questo finale di partita, 3 triple pesantissime, quella del 45 pari, quella del 48-45 e adesso quella del 51-49. Gli ultimi 9 punti del Cus li ha segnati tutti lei, tiri ben costruiti c'è da dire per la squadra di coach Sciascia, dà indicazioni in panchina, dà indicazioni anche coach Di Pace. Deve provare in questi 53 secondi a trovare nuovamente la parità. Rimessa nella metà campo offensiva dopo il timeout per Battipaglia, Seca per Dione, Logo, Ottolicchio dentro per Seca, fermata dal fallo di Caldaro, quinto, quindi deve uscire. Dentro Gagliano adesso per questi 47 secondi finali, 2 tiri liberi che pesano tanto per Sara Ashley Seca sul 51-49. Segna il primo, -1 Battipaglia. Seca, sbaglia il secondo, Cus che resta avanti, 45 secondi. Con il Cus avanti di 1. Striulli, possesso importante. Cecili, Striulli. Prossimo tiro, peserà tantissimo in casa Cus. Può essere quello della staffa. Ljubenovic, 5 secondi per tirare. Gagliano, Cecili da 3, cadendo, segna anche questo Giulia Cecili, non ci credo. 54-50, 4 triple in fila da Giulia Cecili, assoluta MVP della partita. 10 secondi, Battipaglia non vuole spendere il fallo, vuole provare a recuperare. Alla fine arriva il fallo per il tiro libero. Giulia Cecili l'ha vinta da sola. 12 punti, 4 triple, una più difficile dell'altra. L'ultima davvero impossibile, scadere dei 24, dandosi all'indietro. Adesso Striulli per mettere il punto esclamativo sulla vittoria della Cus Cagliari.
con 6 secondi da giocare. Segna anche il secondo. Serve più che un miracolo a Battipaglia, che vuole provare almeno a rientrare nel conto degli scontri diretti, visto che l'andata aveva vinto di 3, vince di 6 invece il Cus, 56-50. Giulia Cecili con 12 punti nel finale di quarto quarto, assoluta protagonista di questa vittoria del Cus Cagliari, che sale a quota 14 punti in classifica, la 7ª vittoria in campionato per la squadra di coach Sciascia. Io ringrazio Enrico Costa per le immagini, da Roberto Carta è tutto, l'augurio di una buona serata con i programmi di Directa Sport.